non ti salverà. Il premio Oscar Halle Berry in Never Let Go, a un passo dal male, dal 26 settembre solo al cinema. Va ora in onda L'Avvocato risponde. Buonasera, ben ritrovati all'Avvocato risponde da Celeste Collovati e dall'avvocato Massimo Leonardi. Ciao a tutti, buona serata. Che sicuramente molti di voi conosceranno. Quest'oggi siamo ancora con voi e dedichiamo la puntata ad una materia di cui spesso ci siamo occupati, che per certi versi è sicuramente molto utile, ma anche un po' spinosa, diciamo, perché presenta delle particolarità qualora la famiglia sia allargata, ci siano più figli, e stiamo parlando appunto dell'eredità, ovvero delle determinazioni di un defunto che lascia magari un testamento o comunque lascia appunto delle sue volontà ultime per sistemare la famiglia e appunto lasciargli qualcosa, qualche bene mobile e immobile dopo la morte. Io ricordo che abbiamo sia la nostra casella mail a cui potete assolutamente scriverci, che è info@l'avvocato-risponde tuttoattaccato.com. Poi il numero della diretta, e vi consiglio di chiamare in quest'ora in modo tale da darci tutte le vostre, raccontarci il vostro caso brevemente, tutte le vostre considerazioni allo 02 9294 7222, e se volete potete anche mandarci un piccolo WhatsApp al 340 67 09 659. Quindi Massimo, in più aggiungiamoci anche sui canali social. I canali social, la diretta la potete seguire sul Facebook di Radio Libertà, gentilmente offerto da Radio Libertà, e anche sui nostri social, in particolare su TikTok c'è una diretta in corso. E poi siamo anche attivi in generale, cioè, sui social, perché abbiamo ricevuto prima una persona, no, che magari ci aveva chiesto un po' di cose. Noi facciamo tanti video anche di carattere legale, no, che possono essere interessanti a tutti. Diamo delle pillole, così esatto, si chiamano, perché sono brevi video in cui diamo appunto delle informazioni in maniera molto chiaramente breve, che possono essere utili su argomenti quotidiani di cui ci occupiamo, argomenti che possono interessare chiaramente ciascuno di voi. Io sono un po' raffreddata, scusate, ma oggi... Ma il clima a Milano sembra di essere a Londra. Sì, oggi è... La pioggerella, quella lì un po' è... Vabbè. Quindi lascio parlare l'avvocato. Allora, Celeste, grazie. Ma io abbiamo deciso di fare questa piccola introduzione, poi la seconda parte parliamo di altro, ci piace un po' parlare. Però è un argomento che spesso non viene neanche affrontato, perché noi riceviamo tantissime persone richieste tardi, come sempre. Noi siamo sempre sul tempismo e vediamo che le persone vengono a noi prima che un problema si ne abbiamo parlato la settimana scorsa. Sì, allora vengono noi quando la frittata è già fatta, ovvero quando il testamento è fatto, quando c'è in corso un litigio, perché le quote legittime diventa difficile, e poi diventa, in patrimoni complessi. Sapete che le quote legittime devono essere ovviamente, diciamo così, garantite per legge. Immaginate su un patrimonio immobiliare quanto è difficile. Una casa verrebbe intestata al 25% all'uno, una casa e nessuno ci fa niente. Poi i fratelli litigano e la casa rimane vuota, perché tutti dicono: ma io il 25 non ci fai niente. Allora, per quello che noi diciamo sempre, è importante pianificare prima della morte, ma molto prima. Come? Dovete sapere che c'è anche la donazione dal punto di vista fiscale, donazione e successione. Pensate che l'Italia è uno degli unici paesi al mondo con un regime, l'unica cosa, vantaggio che abbiamo fiscale abbastanza agevole. Sì, perché c'è una franchigia di 1 milione di euro per donazioni e successioni cui non si pagano le tasse. Quindi in questo caso pianificare bene il testamento, ovvero fare delle donazioni prima che magari la persona muoia. Così magari l'appartamento va direttamente... Vedi, questo l'ha fatto prima. L'ha fatto prima, perché almeno così insomma, una famiglia si riunisce e dice: vabbè, io avrei piacere, mettiamo che ci sono più proprietà immobiliari, è inutile, io avrei piacere che questa casa fosse di Tizio, e Caio avrà qualcosa anche lui, se Tizio ma è meglio farlo prima, perché ribadisco, dopo queste percentuali andrebbero magari a far sì che in caso di litigio la casa non venga più utilizzata, perché Tizio dirà: ah, ma a me aspetta il 50, io ho il 50 anch'io, chi ci va?
non c'è la porta d'accesso. Immaginiamo in casi estremi, ma che si verificano conflitti, ci sono una quantità di immobili che non vengono utilizzati anche per queste ragioni. E poi cosa devi fare? Vai davanti al giudice che deve determinare la causa, perché devi determinare la quota per poi vendere. Un disastro. Un disastro. Ma basterebbe quantificare con esattezza, quando la persona sta ancora bene, con un commercialista, un fiscalista, una pianificazione che consenta appunto di arrivare poi al momento della morte in cui c'è un pochettino di chiarezza. Chiaro che non è che deve essere donato tutto, ma determinate cose pian piano vengano indirizzate. Così facendo il rischio di contenzioso è molto più mitigato rispetto assolutamente, quindi si evitano le solite conseguenze negative di cui parliamo, cioè se si arriva tardi. Poi è così semplice pianificare, andare dal professionista che chiaramente si sia occupato di queste cose, che lui stesso sotto il profilo fiscale, legale, vi consiglierà la strategia migliore. E c'è anche un altro aspetto che ci tenevo a dire, cioè che ho fatto una considerazione, perché una persona ci ha nominato esecutore testamentare, che molti di voi magari non sapranno cos'è, che è un ruolo molto delicato, che viene... ecco, sì, spieghiamo cos'è. E questa è un'altra cosa che adesso sta andando un pochettino più di moda, per tanti anni in Italia. Cosa succede? Immaginiamo che in questo caso di patrimoni molto complessi, immobiliari, finanziari, una persona che magari ha anche un asse ereditario molto complesso, una persona particolarmente attenta, che magari ha fatto fortuna, diventa essenziale che lui abbia la garanzia che il patrimonio venga indirizzato secondo le sue vere volontà. Allora in questo caso nomina un esecutore testamentario. È anche giusto. È la nostra ricchezza. Immaginiamo, ho fatto questo esempio, ma anche il classico esempio di un uomo magari da solo, che non ha eredi. C'è il tema di dire, ma io voglio che la mia quota che io lascio vada secondo queste volontà. Magari un tot all'associazione, un tot a pesca. Immaginiamo la complessità. Allora, alla Chiesa, secondo le proprie volontà. E cosa fa l'esecutore? Pone in essere esattamente, secondo il testamento che ha ricevuto, le volontà del testatore, ovvero magari anche quelle di consegnare, occuparsi di consegnare le somme di denaro agli eredi. Immaginiamo che un erede viva a Londra, viva a New York. All'estero. Qualora non avessi questo esecutore testamentario, sarebbe un disastro. Perché tu vai dal notaio, fai il testamento, poi il notaio non è che si lava le mani, lui fa l'atto, ma poi rimane il patrimonio lì, chi lo alloca? Se l'erede non si fa avanti. Quindi diciamo che è proprio pratico questo ruolo. E poi immaginiamo anche che ci sono degli eredi che non lo sanno. Sto parlando di patrimoni complessi, non grossi patrimoni, patrimoni miliardari, in cui magari un cugino è sparso in America. Cioè, questo esecutore testamentario ha il compito di indirizzare secondo la volontà le esigenze del testatore. Ti faccio una domanda, ma chi è che può essere nominato esecutore? Può essere nominato qualsiasi persona. Anche un amico, terzo. Qualsiasi persona, però la cosa essenziale che io dico a tutti, la persona di cui ma la persona di cui si nutre una fiducia che è sopra ogni cosa, perché tu stai consegnando a questa persona le tue volontà, la volontà di una persona che tu non ci sarai più. Stai dando a lui i tuoi sacrifici di una vita affinché lui ponga in essere i tuoi desideri. Quindi è un ruolo di una delicatezza incredibile. Deve essere sicuramente però se tu individuerai, se tu, telespettatore, se voi individuerete questa figura in qualcuno che vi dà fiducia, fatelo, perché credo che sia a volte magari è meglio che sia esterno anche alla famiglia. Assolutamente sì, assolutamente sì. Però come noi diciamo sempre, Celeste, allora deve nascere quella fiducia, quel rapporto di incondizionato. È un po' come tra l'avvocato e il cliente, perché se non si ha fiducia... Bisogna essere integerrimi, però credo che sia una grande garanzia, perché voglio dire, l'esempio che ho fatto concreto di una persona che magari poi è da sola o che ha magari conflitti, immaginate poi una persona che sta per morire che sa che all'interno di una famiglia ci sono già dei conflitti magari tra fratelli, certo. Come fai a non nominare capisci? Quindi e lì bisogna tutelare. Molte persone non lo sanno, adesso finalmente si sta un pochettino, perché in generale non è che ne parlano tanto di questo. Ecco, noi abbiamo visto che una percentuale di contenzioni che sta crescendo notevolmente arriva da questo, da litigi a seguito di È vero. Perché il dio denaro, è inutile essere ipocriti, è una delle cause fondamentali. È importante ed è causa di litigi, c'è discussione. Questo mi ha dato questo, io ho bisogno di questo, io l'ho aiutato quando era in vita, io nell'ospedale a curarlo che non hai fatto niente. Ma infatti, signori, esiste apposta il testamento come appunto atto di ultima volontà che consente a una persona assennata di appunto, specialmente se il patrimonio è composto da qualcosa, chiaramente, perché se uno
purtroppo non ha, diciamo, dei beni, è chiaro che in quel senso non avrebbe senso, in quel caso non ha senso. Assolutamente. Però se già ci sono un immobile, magari 2 immobili, una macchina, sono cioè denaro, anche, magari con più conti, eccetera, allora a quel punto conviene. Immagina che c'è anche degli strumenti finanziari investiti, esatto, delle azioni magari sul mercato straniero, assolutamente. Insomma, e soprattutto, come dici tu, se ci sono magari 2 o più figli, perché allora a quel punto si pone appunto delle regole alla divisione ereditaria. E ti faccio una domanda, certo. ma per esempio, se poi una volta morto, certo. insomma, deceduta la persona, l'eredità si apre se ha anche un certo periodo di tempo per aprire l'eredità? No, beh, diciamo che allora tu hai un anno di tempo per accettare o non accettare l'eredità. Esatto, volevo chiederti questo, cioè tu puoi scegliere di... Assolutamente. Che scelte hai? Allora, innanzitutto hai queste 3 scelte. Uno, accettare l'eredità, quindi accetti tutto. Cioè, ricordavi anche i debiti. Ti conviene, esatto, quando non ci sono debiti. Quando non ci sono debiti, ma devi essere sicuro al 100%, perché altra esperienza proprio sul campo, abbiamo visto che a volte purtroppo i debiti nascono, può essere che magari un padre, un parente abbia tenuto nascosto. Ah, certo, è vero. Magari non sto parlando di mutui, perché i mutui di solito si hanno, ma immaginiamo un fornitore, aveva dei dipendenti che non pagavano. La classica società di persone, in cui non di capitali, che sei responsabile limitatamente. Tu dicevi, hai chiuso l'eredità, hai accettato, sono al notaio, poi dopo un anno ti arriva la lettera del fornitore. Quindi ricordate che i figli purtroppo sono gli eredi universali. Anche delle imposte. Se accetti l'eredità. Ah sì, ma anche le cartelle INPS. Assolutamente, se accetti, quindi dovete poi pagare voi o comunque occuparvi delle richieste. Che allora, se non avete questa certezza, ma deve essere inconfutabile, allora accettate con beneficio di inventario. Vuol dire questo, vuol dire che tu vai davanti al notaio, il notaio apre la sua successione e dirà l'erede accetta con beneficio di inventario. I redditi sono 10, in questo momento le passività sono 5. Ok, 10 meno 5 fa 5 di attivo, quindi in questo caso tu accetti, perché il beneficio di inventario ti ha consentito di comunque fare un bilancio. Un bilancio, ma non soltanto questo, va fatto ogni anno, perché l'esempio di prima, quando tu accetti con beneficio di inventario, tu hai questa situazione di adesso. Sì. Dopo un anno ti possono arrivare delle altre passività che tu potresti non sapere di avere. Intanto ti interrompo perché ecco, è molto utile quello che ci scrivono. Avvocato, se mio padre ha pagato 200... Siamo sui social, intanto arrivano qua. Voi non chiamate, signori, per prendere i soldi di mio nonno, quanto ha preso più o meno? Avvocato, se mio padre ha pagato 200.000 per prendere i soldi di mio nonno, quanto ha preso più o meno? Dice. Allora, questa è una domanda molto chiara. Ha pagato 200.000 per prendere i soldi? Non capisco però. Se ha pagato 200.000 per prendere i soldi, non capisco. Ponila meglio, non ho capito se gli ha dato in prestito. Secondo me è prestare. Se ha prestato e lui li vuole indietro, purtroppo devi dargli. Quindi questo di eredità. In tasse, allora ha avuto un patrimonio gigantesco, perché 200.000 euro di tasse su un'eredità vuol dire che aveva un asse ereditario molto elevato. Io farei fare un controllo, perché la dichiarazione di successione, ricordiamo anche la dichiarazione di successione entro un anno dalla morte. Ah certo, ci sono, quello che dicevo prima, ci sono dei termini che comunque dovete rispettare, se no... Entro un anno la dichiarazione di successione, siamo comunque in diretta su Radio Libertà, lo diciamo ai nostri amici Radio di Libertà 0292947222, fate sentire la vostra voce perché siamo curiosi, poi sicuramente qualcuno di voi che ci sta ascoltando avrà avuto un caso... di magari appunto patrimonio immobiliare o un dubbio anche, ho una curiosità magari anche revoca, perché io poi volevo farti un'altra domanda. Ciao. Io volevo farti anche un'altra domanda, ma per esempio un testamento è revocabile? Assolutamente sì, ci può essere poi la causa che viene fatta, la famosa causa per ingratitudine. Esatto, ci sono dei previsti proprio ma quello va di pari passo col discorso che dicevamo. O per sopravvenienza di figli, no? Ma sì, possono essere questo, ma quella più frequente è quella sull'ingratitudine. C'è proprio il discorso che facevamo prima. Suddividere prima della morte il patrimonio con le donazioni vuol dire evitare la causa che fa molto spesso, sì lo fa, il figlio magari è un pochettino più leso, perché se nel testamento rispettate le quote legittime, viene magari privilegiato più un figlio dell'altro, l'altro potrebbe impugnarlo appunto per ingratitudine, potrebbe dimostrare che effettivamente... Grazie per i complimenti. Grazie per i complimenti. Sì. Potrebbe appunto dimostrare giudizialmente che c'è una illegittimità per ingratitudine del testamento a suo danno. Come potrei provarlo? Magari con somme di denaro che lui sa che il padre prima di morire ha dato all'altro figlio,
che è una donazione indiretta. È una donazione indiretta in quel caso. Capite? Quindi è però importante, certo, vanno sempre provati, come però dicevamo sai, volta, poi purtroppo puoi fare questo conto. le prove le trovi. È chiaro che devi rivolgerti sempre a un avvocato, questo lo diciamo per vostra tutela, a una persona che di queste cose se ne sia occupata, un professionista. Certo. Possiamo essere noi, ma possono essere anche altri professionisti che hanno appunto però contezza di questa materia. Perché comunque anche questa, come la previdenza di cui sapete che ci occupiamo, è una materia molto tecnica. Anche qui effettivamente serve fare dei bilanci, come dici tu prima, anche dell'apertura sulle società di capitali. In realtà sfatiamo un mito, non è perché io credevo prima di studiare, eccetera, che fosse solo il notaio, diciamo, deputato a questo tipo di, che sicuramente è una figura importante all'apertura dell'eredità, eccetera, ma in realtà anche l'avvocato molto. Assolutamente, beh sì, spesso a noi è capitato che siano nominati esecutori testamentari, ovviamente e chiaramente, insomma, chi meglio di un avvocato può fare questo tipo di lavoro? Vorrei dire che io l'ho fatto. Abbiamo fatto da testimonial, perché poi c'è anche il discorso dei testimoni che spiegheremo, a un signore che segue sempre Radio Libertà, anni fa, lui era da solo, era rimasto in vita l'unico da solo e aveva già una domanda che ci arriva sui social, ecco, buongiorno, il metodo migliore per ricevere in donazione delle quote di eredità qual è? È molto semplice, fare una valutazione della singola quota come commercio. Ci sono quote societarie, occorre valutare il valore della società. Che rischi ci sono? Lo dico subito, appunto, come ho detto, il discorso delle quote societarie è un'implicazione molto seria, per questo che a volte vengono intestate le quote anche al trust. È un altro modo per prevenire il discorso successorio. Con il trust tu dai indicazioni al trustee di come vuoi che vengano gestite le quote in caso di norma. Spieghiamo cos'è un trust. Trust è un istituto, è un fondo, una sorta di fondo dove tu dai delle istruzioni a un soggetto terzo che gestisce per tuo conto una proprietà su come gestirla. Tu poi ogni anno avrai la rendita che ti arriverà da questa gestione. Quindi lui funge da suo sostituto. Sì, è come fosse esatto. In questo caso è importante perché in caso di successione c'è già la sorta di indicazione di come verrà gestita la quota societaria. Qualora non avessi il trust, la quota cade nella legittima, immaginiamo che hai tanti fratelli, sorelle, è un gran pastrocchio. È un gran pastrocchio. Però se sono tanti è un gran pastrocchio, perché poi andrà suddivisa in base alle percentuali. Allora, col discorso donazione o trust, donazione tu anticipi la volontà prima della morte, fai valutare la società, mettiamo il caso che vale 100.000 euro, donerai questa quota di 100.000 a un figlio, che a sua volta poi nel testamento magari non avrà più alcun tipo di volontà, perché avrà il fratello, immaginiamo che sono più di uno. Certo, ne abbiamo parlato prima, rispondo a un ascoltatore su TikTok, quali sono le opzioni che uno può scegliere, accettare, non accettare o altro? Abbiamo detto che sono accettare, rifiutare l'eredità o il beneficio di inventario. Abbiamo detto che altro strumento. Però prima di, scusami se ti interrompo, prima di fare una di queste tre scelte, a mio avviso è utile, come diceva l'avvocato Leonardi, fare un consulto con un professionista ponendo davanti a lui quello che è tutto il patrimonio e cercare di capire effettivamente qual è la scelta migliore. È fondamentale, perché qua ci sono complessi di materie fiscali, previdenziali, legali, molto insomma, collegato. Signori, più la posta in gioco è alta, più bisogna addrizzare le antenne e dire fate le cose fatte bene, pagate chi dovete pagare, consulenti, pianificate bene, perché poi c'è il rischio di avere un pugno di mosche. Assolutamente. Da un patrimonio di milioni di euro possono anche con queste difficoltà anche solo fare delle divisioni non corrette. Assolutamente. Perché poi ricordiamo che è vero che allora la legittima è dei figli, però poi ricordiamo che ci sono anche i nipoti, cioè chiaramente in sequenza, se non ci sono figli ci sarà la sorella del defunto, cioè ci sono chiaramente una serie di eredi che non sono solo necessariamente i figli. Data via la domanda, sono 100k di sì, esatto, più o meno sì. Esatto. Mi raccomando, io continuo a dirvelo, se volete chiamare fatelo allo 029294 mi manda via niente. Comunque fatelo perché noi in radio ci teniamo ad avere anche il vostro caso, la vostra opinione
E quindi raccontatecelo chiamandoci in diretta. Adesso ridici tu. Sì, no, volevo vedere. Sì, lo trovi e lo ridici tu il numero, ecco, perché sì, allora, a memoria non lo conosco. Scusate, ho tolto, allora, 02 92 94 7222. Me lo toglie sul più bello, vabbè, niente. Scusate. Potete anche scriverci. Sono imprevisti della diretta. Sì. Come fanno? Vabbè, perché ti voglio bene. Grazie. Potete farlo. Arrivano domande a raffica. TikTok sta vincendo su Radio Libertà. Anche con WhatsApp al 340 6709 659. Guarda che bella domanda. Leggiamo l'ultima domanda. Buonasera, mio fratello non vuole lavorare e i miei non fanno nulla, dovrò mantenerlo? Bella domanda. No, direi proprio di no, ma anche in questo caso attenta, perché il discorso che facevo prima, se per caso nella quota di eredità tu dovresti avere una compartecipazione col fratello fannullone, la casa potrebbe essere minata, perché lui avrà dei debiti e potresti essere coinvolta anche tu, perché sei contestatario. Tutelatevi con un accordo. Con un accordo, donazioni, suddivisione del patrimonio prima delle morti. E con un accordo fatto alla presenza di avvocati. Assolutamente sì. Che possa così tutelare. Siglare, esatto, che invece lavora e che ha appunto, insomma, che fa le cose nel rispetto. Nel rispetto reciproco. Ecco, esatto. Cos'è che stavi dicendo prima? Stavo dicendo col beneficio di inventario. Sì, perché secondo me molti non sanno. No, non lo sanno, però costa il beneficio di inventario, costa, ve lo spiego subito. Cioè, questo fatto di andare sempre dal notaio ogni anno, non sempre, ma soprattutto i primi anni che muore, per il discorso che facevo prima, perché magari, immaginiamo in questo caso, non pensate in piccolo, immaginiamo costruzioni complessi, in cui una persona abbia tante società con delle partecipazioni. Cioè, i debiti arrivano dopo, cioè purtroppo a volte, e quindi tu ogni anno devi andare al notaio proprio per fare questo beneficio di inventario, cioè per vedere, ovviamente sono cose che costano, sì, lo fai fin quando tu hai il rischio, presumi che sia un rischio di fin quando poi dopo la pratica si chiude. Però con questa faccenda è chiaro che costa poi il notaio. Va valutato anche quello. I costi ci sono. Va valutato anche quello, quindi è un qualcosa che va valutato con grande attenzione. I costi ci sono, certo. Con patrimoni snelli è una decisione molto più semplice da prendere, chiaro, ma in situazioni complesse valutatelo bene. E però lasciami dire che possono valutarlo, secondo me, solo se hanno, come dire, una consulenza di un esperto, perché comunque se voi vi mettete tra di voi, magari anche in famiglia, sicuramente, chiaro, dovete essere, comunque sempre tutti aggiornati in famiglia, prima fate una riunione tra di voi, però andate anche dal professionista. Ma poi, oltretutto, c'è un altro aspetto, c'è l'abitudine sbagliata di far sì che il notaio sia il consulente, non è così, il notaio è un pubblico ufficiale e in caso di assistenza sui testamenti non può dare consigli, ovviamente, che possono essere additabili come tra virgolette delle consulenze, quindi è ancora più importante la figura del consulente stesso, perché il notaio deve fungere da garante. Vero, il garante alla fine. E quindi tutte tante volte vanno a fare le leggi, direi che è ancora più importante. Perché il notaio sappiamo, un pubblico ufficiale, poi non è che può dare dei consigli. Ecco, quanti tipi di testamento esistono? Ma allora, io sicuramente ritengo che quello olografo sia quello più importante, consegnatelo già in mano all'esecutore testamentario, che poi vi chiedete, oppure un notaio che fa, certo. Però anche lì deve essere, anche il notaio, di cui non abbiamo tutti fiducia, ma purtroppo ci sono stati dei casi in cui quello il problema è che sia una persona di fiducia, di cui nutrite una grande fiducia. È chiaro che il notaio, non sorprendetevi dei costi, perché ovviamente, come dicevamo, forse ne parlavamo anche in un'altra puntata, è chiaro che è meglio spendere qualcosa in più, ma appunto avere il consulente che comunque vi mette in guardia. Vabbè, il notaio, poi ci sono anche tanti costi a livello di tasse, eccetera, poi c'è ce ne sono di costi, però, o per la donazione, c'è anche la tassa sulla donazione, eccetera, però mi raccomando, fate in modo che, comunque siate ben tutelati prima di prendere una decisione, perché poi, come diciamo sempre, per far causa c'è sempre tempo, ma si cerca di evitarla. Specialmente poi sono anche cause psicologicamente pesanti, anche perché magari uno deve fare causa comunque a un parente, a una sorella, a un nipote, a un figlio, insomma, quindi ecco. Evitiamole. Eviterei questa parte. Ci può spiegare? Adesso poi c'è la pubblicità. Diciamo che dopo la pubblicità, perché noi state in collegamento, spieghiamo cos'è l'ipoteca. Seguiamo i ritmi ci piace seguire i ritmi di Radio Libertà, anzi anche agli amici di TikTok. Ricordiamo che ogni giovedì
poi non ci saremo sempre noi a stufarvi, ma ci saranno anche delle colleghe. Dobbiamo indirizzare a loro, fare la diretta anche a loro, però vabbè, intanto dalle 17 alle 18 c'è questo spazio che ormai va avanti da anni, l'avvocato risponde, e mi fregio di dire che è stata una mia creazione. Dovevi brevettare, però questo te l'ho sempre detto, poi parliamo alcuni ti hanno copiato poi, è vero. Non è che ho scoperto l'acqua calda, però il format è carino. È però uno spazio che, esatto, grazie a competenti, mi sento di dire, colleghi, ci permette di regalarvi delle informazioni utili qui, gratuitamente, delle informazioni utili, poi da approfondire, se lo vorrete, su quelli che sono tematiche. Noi non ci sogniamo di fare tematiche che non conosciamo. Cioè, come sapete, il mondo del diritto è molto vario. Io non mi permetterei mai di parlare di penale, per esempio, di materie del genere, o un amministrativo di quelli urbanistiche. Ricordiamo che vi portiamo la nostra esperienza. Concreta. E quella lì è un'altra rarità, perché sono tutti bravi. Oggi abbiamo parlato con una persona e ha detto, sono tutti bravi a parlare, a sapere le leggi a memoria, ma bisogna poi bisogna anche vederle sul campo, specialmente chi fa, come dire, cause giudiziali, chi fa questo tipo di tipo di avvocato giudiziale, come lo chiamiamo. Certo, c'è chi magari è più propenso a fare cause, più propenso a fare assistenza giudiziale. Noi ci dividiamo, non abbiamo una grande percentuale di devo dire che i nostri compensi penso che siano suddivisi tra attività giudiziarie quasi equamente, assolutamente. Perché poi è così, siamo talmente pratici nelle nostre cose. Appunto, se una persona ha dell'esperienza, un professionista su questa materia, fidatevi, perché vuol dire che allora, se si occupa di questa materia, saprà darvi il consiglio migliore, sempre sperando nell'onestà chiaramente della persona. Sono arrivati complimenti, a te su TikTok. Posso leggerli? Leggi. Poi mandiamo la pubblicità. L'unica cosa illegale è il tuo viso. Quanto sei bella, vi auguro il meglio per tutti. Grazie. Insomma, devo dire che... Grazie ancora. Chi è questo? Saul Godman. Sembra straniero, Saul Godman. Anche aggiungete l'avvocato Collovati sul suo TikTok. Studio legale direttissimo, perché poi è il nostro studio. C'è un amico che fa l'esame di diritto commerciale, che gli in bocca al lupo. Facciamogli un grosso in bocca al lupo. Diritto commerciale, però dai, commerciale affrontano con grande... Però è una materia molto pratica, il vantaggio di quella rispetto ad altre, perché dire, è la bellezza di studiare una cosa che è concreta, insomma, puoi guardare un bilancio, io credo che sia una cosa che serve. Ecco. Assolutamente sì. Si vede che siete onesti. Grazie davvero. Grazie mille. È bello avere tutto questo affetto. Credo che sia uno dei complimenti migliori. Ma io lo spero, poi bisogna vederlo sul campo. Certo, però intanto un complimento. Se lo dico io, ovviamente me lo autodico. Noi non facciamo, però riceverlo per me è un grande complimento, grandissimo, perché vuol dire che trasmettiamo, poi come dicevi, non hai detto che poi bisogna non ci fregiamo di avere delle cose. Comunque, noi mandiamo la pubblicità, così poi abbiamo un sacco di cose interessanti da dirvi dopo la pubblicità. Continuate a seguirci, amici di Radio Libertà e amici di TikTok. Stacchetto. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Andiamo in onda. Ovviamente confrontarci, eccetera, anche con colleghi di altri settori o insomma, di altre materie. E poi la collaborazione, ragazzi, è fondamentale, dico sempre io. Esatto. Io sono il primo che do lavoro agli altri, cioè se una cosa non la sa fare, mi metto a fare una cosa, quel discorso che facevamo prima, no? Quindi qua abbiamo intanto la pubblicità, siamo in pubblicità alla radio, tra poco Spero che qualcuno mi dica quando riprendere, perché... stanno scrivendo. Onda. Ecco, siamo in onda. Aspetta che attacco. Scusate. Benissimo, allora, bentornati. No.
Eccoci qua. Eccoci di nuovo in onda. Bentornati. Che mi fa degli scherzi oggi, non so, mi toglie la diretta, mi toglie Siamo ritornati. Hai paura che dica cose che non No, beh, tu però ogni tanto bisogna tenerti a bada, No, non è vero, sei bravissimo. Allora, bentornati all'Avvocato Risponde. Per chi, dico sempre dopo la pubblicità, si fosse messo in contatto solo ora o vuole seguirci d'ora in poi, da ora fino alla fine della puntata, oggi stiamo parlando di testamenti, eredità, questioni di divisione ereditarie, insomma, come fare, che tipi di testamenti ci sono, che tipi di... Anche oggi che è associata quella domanda sull'ipoteca, che è interessante. Sì. Cos'è l'ipoteca? Salute, Cele. Cos'è l'ipoteca? L'ipoteca è giusto, vero, vogliamo rispondere alla persona. L'ipoteca è una garanzia che viene data come, diciamo così, a un bene a un soggetto terzo, in questo caso classica ipoteca, cioè classica ipoteca sulla casa che viene data alla banca a fronte dell'erogazione di un finanziamento. Sì, è un diritto di garanzia. Diritto reale di garanzia, esatto. E cos'è la particolarità dell'ipoteca? Che l'ipoteca praticamente segue sempre, cioè se, tra virgolette, il bene passa di proprietà, se l'ipoteca grava su quel bene, l'ipoteca segue sempre quel bene, indipendentemente dalla proprietà del bene stesso. Esatto. Questo è la grossa potenza. Cioè se un bene è ipotecato, purtroppo non te lo togli più dalla testa. Infatti, quando state per acquistare una casa, il consiglio è sempre quello di... Comunque prima. La differenza con l'impegno, ma cos'è? Un'interrogazione di... Sì, è di diritto... no, te lo spiego. Allora, l'impegno, molto semplice. L'impegno è un titolo di garanzia che... Abbiamo una telefonata, scusate, poi rispondiamo. Sì, pronto? Con chi parliamo? Buonasera, sono Luisa di Milano. Tanto piacere! Sì, piacere. Ci dica, signora. È il piacere mio. Vorrei sapere se un testamento olografo lo si può lasciare in banca. Ok, le faccio rispondere dall'avvocato. Basta o c'è altro, signora? Posto così? Come, signora? Okay. Sì. Grazie, adesso le andiamo a rispondere subito. Grazie di averci e finalmente grazie della telefonata. Non abbiate timore, ragazzi, fate telefonate. Esatto, allora cosa rispondiamo? Allora, non ci sono deroghe o limiti alla consegna del testamento. Okay. Io però, mi perdoni signora, ma sulla metodologia della consegna alla banca lo sconsiglio vivamente, non perché io non abbia fiducia dei banchieri piuttosto che degli avvocati, non mi prendete come quello che sono di no, io in generale diffido di tutti, vuol dire che bisogna avere scetticismo professionale. Datelo a una persona, in questo caso garante, notaio, se non avete una di fiducia, a meno che in banca ci sia proprio un funzionario di cui lei ha una grandissima fiducia, ma il consiglio è o un legale di fiducia, o meglio un notaio, che anche per l'imparzialità. Di solito si lascia. Consegnatelo a una persona di cui voi avete una fiducia integerrima. Integerrima vuol dire che può essere anche quello della banca, ma che ovviamente consegnandolo in banca, come potrà ben immaginare, essendo un ambiente dove i documenti, insomma, è difficile che vengano secretati così. Magari può essere che la persona che lo prende involontariamente lo appoggi sulla scrivania, passano altre persone. Insomma, anche il discorso di privacy. Sì, che non vada perso. È da consigliare meglio, come dire, uno studio notarile sicuramente subordinatamente a un esecutore testamentario, come spiegavo prima, un avvocato, qualcuno che sappia gestire la materia, che avrà il compito di dare esecuzione del testamento stesso. Questa è forse la strada migliore in assoluto. Assolutamente. Perché anche solo a un notaio, per le cose che ho detto prima, anche il notaio che è bravissimo, ma lui non è che quando apre il testamento, lui va a consegnare i beni, cioè non è che si mette a fare il segretario, cioè lui fa il testamento e viene pubblicato, fine della fiera. Se i beni sono un po' all'estero, ci sono più eredi, diventa complicatissimo. Allora, se non si ha una persona di fiducia che esegue queste indicazioni, purtroppo c'è un bagno di sangue, tra virgolette. Si rischia che la persona... Quindi il consiglio che diamo alla signora, poi non conoscendo la situazione, ci mancherebbe, però se può trovare un'alternativa, un notaio, anche se non lo conosce, poi noi possiamo consigliarne anche però il notaio ha un dovere ovviamente professionale di tenere quindi il consiglio, facciamo le cose fatte per bene, non abbiate sempre timore, poi chiaro, poi dopo lei sa la grandezza, cioè se sono importi rilevanti, però io dico sempre
non abbiate paura di spendere anche qualcosa in più prima, sarà risparmio in salute. Sì, no, diciamo che il risparmio non è mai un guadagno. No, bravissima. E soprattutto vi lascerà a riparo da problematiche. Assolutamente. Questo è il consiglio. Ecco, per finire, come dire, perché mi piace essere corretta con la persona che ci chiedeva la differenza tra pegno e ipoteca. Il pegno, abbiamo questo bellissimo calcolatore, no? Io sono debitore di una persona, lascio in pegno. Sì, è un bene mobile di solito. Esatto, questa è la differenza. Lascio in pegno questo oggetto al mio debitore affinché lui lo tenga fino a quando io estingo il mio debito. E chiaramente questo bene è la mia garanzia che do su un determinato importo che io posso ricevere. Quindi la differenza fondamentale è questa: è un bene mobile, la garanzia è sui beni immobili. Sì, esatto. E anche questo, essendo un diritto reale, segue la cosa. Diventa ovviamente, diventa un pochettino più difficile l'impegno, perché mentre l'ipoteca è oggetto di sempre di trascrizione, poi c'è la pubblicità in terzo. Esatto, sul terzo diventa poi difficile provare cosa hai consegnato a quell'altro e tutto quanto. Quindi il pegno non mi piace. Volevo aggiungere infatti questo per chiudere il discorso, cioè in realtà l'ipoteca al giorno d'oggi è facilmente rilevabile. E per esempio chi sta per acquistare una casa, chiaramente il notaio dovrà fare tutte le verifiche, perché c'è la pubblicità ai terzi e potete andare in conservatoria e fare tutto quello che volete dagli atti, dai documenti, se quella casa non è... Io preferisco piuttosto che il pegno, una fideiussione, una garanzia, qualcosa di più. Esatto, il pegno non mi fa impazzire, anche in effetti non ha avuto un grande successo. No, è molto teorico. Molto teorico, brava, esatto. Hai detto la parola secondo me corretta, calzante, cioè teorico. Sì, nella praticità... Si fanno degli esempi in università. Bravissimo, nella praticità il pegno non lo fa nessuno. No, di solito infatti, o forse si usava una volta. Quindi ipoteca sì, pegno no. Questa è la nostra classifica. Poi proseguendo nella nostra puntata, io lascio sempre la parola a Bocchiato Leonardi, che come vedete vi sorprende, lui è pieno di robe. Oggi abbiamo preparato la puntata un po'. Sì, praticamente la stiamo andando anche molto a braccio, ma perché ci piace anche, non preparare, non fare la lezione meccanica. Siamo stanchi che avrete già ascoltato magari in altre sedi di convegni, eccetera. Siamo stanchi di professori che si arrogano, noi non lo siamo. No, non lo sono mai stata. Volevamo invece, anzi ti interrogo io, perché può essere utile. Vai. Tu prima con un cliente parlavi di una certa procedura che adesso però non consigli. Sì, ecco, ve lo dico adesso, così è un po' l'argomento del genere, se qualcuno è in linea. È abbastanza attuale. Sì, fiscale, anche perché sull'aspetto fiscale avevano tutti rimangono un po' esatto, si chiama concordato preventivo biennale. Questo è questo bellissimo strumento, bellissimo. Perché ricordiamo che tra l'altro il collega è anche commercialista, quindi un pochino sì, e soprattutto anche lì bisogna essere pratici, come ho detto, sono tutti bravi a dire le cose, però poi nella praticità bisogna valutare se una cosa è conveniente oppure no, nella nostra economia interna. Cioè il quadro preventivo biennale, la faccio in breve, è un accordo che fai con il fisco ti propone. Quindi chi è che lo fa quando chiede debiti? Sì, no, viene fatto, innanzitutto verrà proposto a chi ha una società o a chi ha una partita IVA. Il fisco cosa dice? Sulla base della tua storicità, delle tue dichiarazioni di redditi che hai presentato negli anni scorsi, lui ti dice, allora, tu hai sempre pagato più o meno la media di 20.000 euro all'anno, mettiamo. Io ti propongo, stai bene a sentire, tu contribuente, ti propongo io fisco, sulla base dei tuoi redditi, già adesso, per i prossimi 2 anni, un pagamento delle imposte in misura fissa. Sulla base di cosa lo fa? Vi ho detto. Il fisco, ovviamente, oramai è tutto automatizzato, sulla base di queste anagrafi tributarie, lui calcolerà un importo che a lui va bene, passatemi il termine, va bene, perché dice, io se questo qua mi paga il 20.000, a me va bene. Ma tu ti sbilanci già adesso di pagargli 20.000 sulla base di quello che avverrà in futuro, che è terribile. Ma domanda da profana, come fai a sapere, cioè devi avere proprio... Devi calcolare se la proposta che loro ti fanno, più o meno, insomma, intendiamo. Ma da qua a 2 anni non è detto. Assolutamente, però è anche vero che se tu hai fatturato 100, più o meno il fatturato, insomma è difficile che vai... Insomma, io le auguro a tutti di fare più 100% di fatturato, però sappiamo bene che sui nostri tipi di lavoro il fatturato cresce 10-12. Se il fisco ti propone un accordo dove più o meno si oscilla, ma questo lo dovrai vedere tu, contribuente sempre con la valenza di un commercialista che ti aiuta, perché poi... Ecco, lì sì, è molto importante un commercialista, ovviamente. Ma come vi ricordo... Attenzione, Rosella, questo collega ti dice se
possiamo fare riferimento a noi su delle cause di Milano, la collega. Sì. Vabbè, per carità, noi facciamo anche siamo domiciliatari, qualsiasi cosa contattaci, siamo penso noi gli avvocati più social, però io sono molto, anche la collega. Io un anche po' la collega perché gli ho fatto aprire però sicuramente sì, no, se vuole assolutamente ha bisogno, noi su Milano, tra l'altro Milano è Interland, perché noi facciamo anche Monza, certo. tutti i fori, tutto. Diciamo, della qualsiasi cosa, quindi sul concordato, tornavo al concordato. Sì. Allora, la mia giudizio sul concordato, vuoi una pagella? Sì, dai le pagelle. Per me è appena sufficiente, ma non di più. Perché, lo dico anche in questo molto semplicemente, è la solita complicazione all'italiana, in cui ci si va a barcamenare con un accordo con il fisco, di cui ho molte perplessità, soprattutto poi per l'uscita dopo 2 anni. Cosa fai se non vuoi rinnovare dopo 2 anni? Questo ha valenza 2 anni. 2 anni, dopo cosa fai? Se non vuoi più farlo? Non è previsto. Sì, puoi farlo anche dopo. Puoi rinnovarlo? Sì, dopo automaticamente ogni 2 anni. Incorporare un altro. No, puoi recedere. Però il problema è recedo. Non vorrei mai che poi questa rescissione venga vista dal fisco male. Non dovrebbe essere così, uno ha pieno diritto. Però, sono tutte incognite che a me non mi fa... che forse è ancora uno strumento anche un po'... Però acerbo, brava, forse dobbiamo va valutato, vanno date secondo me garanzie superiori al contribuente, del tipo, c'è già la garanzia che non hai controlli fiscali se fai il concordato, ma io dovrei invoglierei il legislatore a inserire una norma speciale proprio per spiegare bene cosa succede dopo i 2 anni. Cosa succede? Ho diritto di denunciare, non mi succede niente, oppure mi parte un'ispezione subito fiscale, del controllo fiscale. Il problema è che uno vuole anche vivere tranquillo, nessuno di noi fa il furbo, fa le cose fatte bene, però non vogliamo neanche essere sotto attacco del fisco. Volevo chiedere, il nuovo DDL per le occupazioni abusive si riferisce anche ai box auto-occupati? Allora, io l'ho visto, io l'ho letto, che fa parte del DDL sicurezza, il pacchetto sicurezza. C'è dentro questo, c'è dentro le borseggiatrici finalmente. C'è dentro l'occupazione abusiva e cosa c'è dentro l'altro? L'immigrazione, sul discorso dell'immigrazione. Allora, dovrebbe essere solo per abitazioni, quindi non comprende i box. No box, però è un tema rilevante questo qua. Molta domanda bellissima che ha fatto, perché è un tema attualissimo. Occupazione abusiva, occupazione anche di box. Sì, nel titolo. Sì, brava. Vero. Occupazione anche abusiva. Tra l'altro ricordiamo che purtroppo lì gli avvocati servono, certo, però lì noi non possiamo farci nulla. Quando capitano degli procedimenti di sfratto o io non li faccio, ma ho visto colleghi di studio e anche il collega forse ne ha fatto qualcuno. Una collega molto brava che studio fa lei. Collega, perché il problema è che lì, e non è, ripeto, sottolineo, colpa degli avvocati, lì passano anni e anni, perché ancora ci sono troppe tutele. Diciamo che la norma questo me lo lasci dire. Sì, ma c'è il termine di grazia, c'è la norma è sacrosanta. La accogliamo non a braccia aperte, di più. Speriamo che nella pratica, perché poi c'è questo provvedimento del giudice che deve avvenire con urgenza, da questo mi inquieta un po'. Speriamo che sia veramente urgente, che non sia troppo, ovviamente, però lo strumento è sacrosanto, quindi chi ha titolare di un bene ha il diritto di avere godimento del bene stesso, e non può essere l'altra norma importante che è stata introdotta sulle manifestazioni che intralciano le strade, molto importante, sul pacchetto sicurezza. Avete presente quelli che si sdraiano sulle strade, che fanno questo sport, bellissimo, che non fanno passare il nome delle manifestazioni, che bloccano il traffico. Adesso verrà introdotto. Vabbè, è sacrosanto anche questo, diciamolo, perché veramente ognuno c'è il diritto di manifestare, è sacrosanto, ma il diritto di intaccare la libertà altrui non è consentito. No, infatti lì va in contrasto poi con quella che è la libera circolazione anche, no? Delle persone, leggi cose interessanti. Ecco, tanto chi volesse chiamare fa lo 02 92 94 7222, non siate timidi, perché insomma avete un'opportunità di parlare con degli avvocati, come ha fatto la signora. Ma poi rispondiamo a tutte le domande. A tutte le domande, eccetera. Una telefonata, prima sì, ok. No, e quindi dicevamo, quindi tu insomma per ora sconsiglieresti? Sconsiglierei, valuterei con attenzione. Dato che tu hai anche queste competenze fiscali, spesso è capitato, e io appunto ne sono testimone,
che dei clienti che si rivolgono a noi per la previdenza, perché ricordiamo che è una delle nostre materie la forti. tua materia, diciamo un po' quelle tue, perché sì, sennò anche la tua ormai. Però tu sei comunque specializzata, sì, insomma, il tuo è veramente un'esperienza vastissima. E praticamente, grazie. No, però spesso, siccome la previdenza ha a che fare ovviamente anche con società, contributi societari, eccetera, ci sono persone che si presentano con società di persone che hanno creato. Madonna mia, e per quello che ti voglio dire, so che tu non conosci. Non gradisco, diciamo. Esatto, cioè, quando vedi una SNC o una società di persone dici ma come mai hanno fatto vi prego, non fatevi del male. Se venite da me a chiedere una consulenza, non ditemi che avete una società di persone. Spieghiamo adesso poi in termini previdenziali, poi ci possono essere 1000 problemi, ma non è neanche tanto in termini però anche quello cioè proprio perché tu sconsigli? Perché allora ovviamente la società di capitali, vabbè, questo lo sapete chi ha studiato diritto commerciale, ha un'autonomia patrimoniale perfetta. Quindi la prima regola fondamentale è che le società di capitali garantiscono la separazione del patrimonio tra il socio e l'amministratore. Quindi chi gestisce la società non è responsabile per le obbligazioni della società, è responsabilità del socio solamente per il capitale versato, quindi si ha doppia separazione, sia dal punto di vista gestorio, sia dal punto di vista dei debiti. Cioè i debiti di una società di capitali risponde la società di capitali. Il socio risponde solamente per il capitale che ha versato. Questa è la prima regola. E non col suo patrimonio personale. Che invece hai se tu hai la società di persone. No, perché abbiamo visto dei società casi, di MC, SNC, SAS, non fatele più queste società, vi prego. Calmiamolo, no, ma ve lo dico perché ci sono stati dei casi, adesso a parte gli scherzi, di persone con magari dei debiti nei confronti dell'INPS, debiti magari anche illegittimi. Abbiamo fatto uno adesso. Che hanno appunto, però hanno creato delle società, cioè questi debiti riguardano delle società di persone, SNC specialmente, ecco. In questo caso, cioè, voi rispondete anche col vostro patrimonio, cioè è una cosa comunque da considerare, che è notevole differenza, no? Fare invece. Quindi anche in quel caso, per chi volesse aprire una società o una partita IVA, vabbè, ma in questo caso una società. Però anche lì valutare bene se uno o l'altro. Esatto, fate una valutazione primaria e diciamo a priori con un professionista, perché in questo caso, ecco, mi leggete, in questo caso è fondamentale, perché poi a livello fiscale, a livello previdenziale, come vedete, tutto è implicato. E ci potrebbe essere... È un circuito chiuso, no? Per fare un esempio metaforico, cioè nel senso che... È un cane che si morde la coda. Sì, dovete valutare tutto, e poche persone, pochi professionisti sono in grado di valutare con completezza. Quindi affidatevi a persone che abbiano una visuale completa, perché da un aspetto solamente previdenziale nascono poi aspetti legali. L'abbiamo visto. Tanti, cioè aspetti societari, contribuzione previdenziale. Allora, l'amministratore deve versare o no 2 contributi? L'avvocato Colvati, spiegalo tu questa volta sul discorso doppia contribuzione INPS. No, allora l'amministratore, ecco, quello poi perché questa però batte con questa cosa. È un discorso che stiamo assolutamente affrontando in alcune aule di tribunali ed è ancora alla vaglio di alcuni giudici. Devo dire che la doppia contribuzione abbiamo visto numerosi casi. Cosa vuol dire? Vuol dire che allora c'è un amministratore di società SRL cosa fa? È iscritto alla gestione separata, ma l'INPS lo iscrive anche alla gestione commercianti e pretende, scusate se uso questi termini un po' forti, ma è così, anche il versamento di contributi, per quello diciamo doppia contribuzione. Sulla base di cosa? Diciamo, esatto, sulla base del fatto che non c'è, ma lei come dice l'INPS? Ma loro ritengono che siccome l'amministratore, diciamo, produce profitto e fa... non soltanto lavora con la propria manodopera, eccetera, allora, e ha quindi, come dire, una gestione propria della società, allora... deve pagare anche la gestione commerciante. Abbiamo fatto tante cause. Questo qua è una cosa teorica, però anche se uno non ha mai fatto impresa, perché mi spiace dirlo, ma però bisogna essere sono tutti doti, professori, funzionari dell'INPS, ma bisogna sapere, stiamo imprenditori, dobbiamo difendere o bisogna chiudere tutti? Fammi capire. No, bisogna difendere anche loro. Perché se uno paga la gestione commerciante, 24%, la gestione separata sulla base del compenso che percepisce, cosa fa? Tira giù la serratura, tira giù la Claire e chiude la società. No, ma infatti poi, al di là del fatto che non è, come dire, umanamente, non è
concepibile secondo me, cioè a livello anche proprio di vita, no. ma è intervenuta anche la giurisprudenza. La giurisprudenza che adesso siamo in corso con diverse cause su questo. Allora, il tema rilevante è, lo faccio anche in questo semplicemente, se l'amministratore di una società è in grado di provare che la SRL sta in piedi, cioè va avanti, è produttiva, anche senza il suo operato, vuol dire che ha una struttura tale, dipendente, ne basta uno. Basta anche avere un dipendente dimostrando o se no dei collaboratori coordinati continuamente. Qualcuno che fa sì che davanti a un giudice gli si dice: signori, l'amministratore non lavora personalmente all'interno della società, perché la società sta in piedi da sola, e quindi io lo faccio molto semplicemente, sarebbe molto più complesso per farvi capire. Quindi l'amministratore dice all'INPS: no, caro INPS, io ti verso solamente la gestione separata, perché io percepisco un compenso e ti verso i contributi su quello, non sulla gestione. Chiaramente aggiungo, vero, questo è il principio, ci sono poi delle persone... Attenzione, è arrivata un'amica, anche lei un testimone in diretta, importantissimo. Anch'io, amministratore di SRL, pago 2 volte l'INPS, ecco, vedi, per i compensi e come commerciale. Lo abbiamo appena detto, non è fatta apposta, diciamo che sembra fatta apposta. Posso dire il tuo nome, Federica, in questo caso, valutala. Dovresti contattare chi si occupa, noi ci occupiamo, anche altre, chi vuoi, valutalo bene, Federica. Perché la doppia contribuzione non è assolutamente legittima. C'è sezioni unite, c'è Cassazione, sezioni unite che danno... Ecco, volevo aggiungere, quello che stavi dicendo prima. Bisogna fare una causa, nel senso che noi, ve lo diciamo perché noi abbiamo già fatto, siamo già avanti, come dire, un ricorso amministrativo, perché si ha a che fare anche in questo caso con l'INPS, e poi spesso c'è anche il passaggio successivo del ricorso giudiziale davanti al Tribunale del Lavoro, e appunto alcune di queste cause Federica dice deve contatare voi, ma allora Federica, noi non è che siamo quelli che vogliamo vendere il nostro prodotto. Assolutamente nessuno. Noi ci occupiamo di questo. Possiamo dirlo? Forse milioni, siamo specializzati in questo. Noi queste ne abbiamo fatte tante, poi io non so dove ti trovi, noi sicuramente lo facciamo, se no devi comunque trovare un avvocato previdenzialista, te lo consiglio, assolutamente. Previdenzialista, esperto anche in fiscale, perché noi siamo a Milano, se vorrai prendi appuntamento, chiamaci, perché la causa web call. La causa va fatta perché chiaramente, come diceva l'avvocato Leonardi, poi noi ve l'avevamo detto in 2 minuti, poi è chiaro che ci servono delle prove, vi diremo tutto. Però questo è importante per far trasmettere alla gente che ascolta, perché sennò purtroppo la gente, ma non è una vostra colpa, io sono bravo a fare l'avvocato, cioè se sono studiato per quello, scusate, io non è che vado a dire a un panettiere come si fa a fare il pane. Ecco, c'è un'ultima telefonata, pronto? La prendiamo al volo. Sì. Pronto? Buonasera. Buonasera. Ci dica, allora, è in diretta. Volevo chiedere questo. Dunque, mi è capitato di partecipare a un matrimonio, non so se questa è una cosa a cui potete rispondere, però ci provo. Durante questo matrimonio si citano ovviamente i nomi degli sposi più volte. Certo. Quando appunto sono stati citati i nomi, il nome di uno dei due è stato detto in maniera non totalmente corretta, nel senso che hanno aggiunto un nome che non esiste, ma che è una specie di soprannome. Ma chi è che l'ha detto, signora, questo nome non corretto? Chi è che ha citato? Chi l'ha detto? Non ho capito, scusi. Chi è che l'ha detto questo nome sbagliato? Uno speaker? Chi? Il prete? Sì, quello che ha fatto appunto chi ha fatto la procedura, come si dice? No, ma lei ha fatto il rito civile, signora, quindi diciamo così, la persona incaricata al matrimonio? Sì, allora in realtà questa cosa è successa anche nel matrimonio, perché hanno fatto prima il matrimonio civile e poi il matrimonio religioso. Praticamente un nome è stato detto male, un nome. Un nome che non esiste. Cioè, ma solo pronunciato oralmente o lei ha guardato anche le carte, non so se ha avuto la possibilità, magari è stato registrato male, no? Non so. No, faccio un esempio per chiarire. Poniamo che la sposa si chiamasse Laura Ferrari, la butto lì, è stato detto più volte Laura, Giovanna Ferrari. E questo Giovanna è stato aggiunto un nome, non storpiato completamente.
No, Ok, ma domanda subito, signora, questa qua abbiamo bisogno di domanda e risposta, se no non capiamo. Ma la persona che si è sentita, tra virgolette, riferire un nome non giusto, non l'ha detto? Non l'ha riferito? Esatto. No, addirittura è stata la persona a cui è stato aggiunto questo nome che ha detto e ha scritto, credo, comunque ha detto a chi ha fatto questa cerimonia, diciamo, di dire questi nomi. Ma allora qual è il problema? Dobbiamo venire al dunque, perché abbiamo ancora un minuto e poi chiudiamo. Mi dica qual è il problema. No, niente, volevo sapere se questa cosa è legale. Cioè, signora, allora, lì vedo un problema non sicuramente di rito del matrimonio, perché il matrimonio dal mio punto di vista non può essere, credo, impugnato per un errore di questo tipo. Non è un motivo di vizio della celebrazione del matrimonio. Credo che sia stata fatta un'imprecisione clamorosa, credo anche che ci sia, se non è stato detto niente, una connivenza, tra virgolette, da parte della persona che si è sentita storpiare il nome e non ha detto niente. Se è stata detta oralmente è sbagliato, certo, però magari è stata una svista, eccetera. Se invece andate a vedere anche le carte delle firme, eccetera, giusto. E lì allora c'è un discorso diverso, è stato registrato. Cambia tutto. E allora forse bisogna rettificare immediatamente l'anagrafe, allora lì sì che ci potrebbero essere dei problemi. Vizi di forma. Certo, capito signora. Noi ringraziamo tutti, speriamo, scusi la fretta, ma ci chiudo la trasmissione. Ringraziamo come sempre Radio Libertà. Seguiteci sempre, grazie ancora, finalmente oggi un po' di telefonate. Esatto, grazie, continuate a chiamarci il giovedì dalle 17 alle 18, ci saranno anche altre colleghe, l'avvocato Colombo, eccetera, che si occupa di condomini, quindi si parlerà anche di altre materie. Ci saremo presto ancora, anche io e l'avvocato. Grazie Celeste. Vi auguriamo, grazie. Buona serata. Buona serata, ciao. Grazie, ciao. Avete ascoltato L'Avvocato risponde. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie.